Due poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento sono stati aggrediti da due giovani e violenti extracomunitari nella via Empedocle, a due passi dalla centralissima piazza Stazione. Ti ammazzo, avrebbero detto i due extracomunitari provenienti dal Gambia ai due poliziotti che stavano svolgendo il loro normale servizio di controllo e pattugliamento sulle strade della città durante le ore serali di qualche giorno fa nella movida agrigentina. Fortunatamente un agrigentino passato per caso ha chiamato il centralino della polizia spiegando il fatto ed immediatamente sono arrivati i rinforzi. I due sono stati arrestati e portati nella caserma Angelone nella via Crispi per controlli ed identificazioni di routine. I due extracomunitari sono giovanissimi ed hanno 21 e 18 anni, già noti alle forze dell'ordine per precedenti penali legati allo spaccio di stupefacenti, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento e dovranno rispondere delle ipotesi di reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.